Ampio dibattito all'ASP di Agrigento sull'incremento dell'orario di lavoro ai dipendenti, incontro stamani con una delegazione di assistenti amministrativi. Una rappresentanza della CGIL chiede di ampliare il numero dei posti disponibili e una maggiore tutela verso i lavoratori. Esposto denuncia del senatore Favarone sui malati oncologici di Agrigento che sono senza cura. A Raffadali un caso di meningite ha creato il panico tra i cittadini, le rassicurazioni del primo cittadino Cuffaro. Il sindaco Pitrola ha chiesto al prefetto di convocare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in seguito agli episodi verificatisi a Ravanusa, per ultimi l'incendio dell'auto di un familiare del vicepresidente del Consiglio Comunale. Arrestato a Palermo dalla Guardia di Finanza un funzionario della Sovrintendenza del Mare mentre intascava una mazzetta di 1.000 euro. I carabinieri di Sciacca impegnati nel contrasto all'immigrazione clandestina. A Licata è individuata un'area di 1.000 metri quadrati adibita a discarica abusiva. La Polizia di Stato presenta a Roma il quaderno didattico Il mio diario, un'iniziativa in collaborazione col Ministero della Istruzione. Il TAR regionale sospende l'ordinanza del Comune di Agrigento di rimozione dell'antenna telefonica in Viale dei Pini a San Leone. Per i magistrati tutto è in regola. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, 24 ottobre, venerdì. Sull'incremento dell'orario di lavoro da 24 a 36 ore per diverse figure professionali, sentiamo le considerazioni del direttore generale dell'ASP di Agrigento, Capodieci. La direzione strategica dell'ASP di Agrigento, nell'intento di fare chiarezza e fornire delucidazioni al personale dipendente, interviene a margine di alcune note diffuse da varie sigle sindacali relative all'auspicabile incremento del monte ore lavorativo da 24 a 36 ore per figure professionali come OSS, ausiliari, amministrativi e tecnici attualmente in servizio. Sin dal suo insediamento, esordisce il direttore dell'ASP Capodieci, questa direzione ha avviato le procedure che hanno permesso di centrare un obiettivo di grande rilievo sia sotto il profilo del potenziamento dell'azione amministrativa e sanitaria, sia per quel che riguarda la sanità lavorativa e il benessere del personale, ossia la stabilizzazione a tempo indeterminato di oltre 700 dipendenti appartenenti a diverse figure dirigenziali del comparto. Ciò è stato reso possibile grazie a una normativa che offriva queste opportunità a chi si trovasse in possesso dei necessari requisiti. D'altra parte, va detto, la stessa normativa obbliga a mantenere il 50% dei posti disponibili liberi per le assunzioni dall'esterno, per alcune selezioni, tra cui OSS, ausiliari e assistenti amministrativi, poiché il numero di soggetti che avevano i requisiti era maggiore rispetto al numero dei posti disponibili in organico, al fine di evitare di lasciare fuori molti padri di famiglia, afferma dottore Capodieci, si è opportunamente deciso, in accordo con le tante organizzazioni sindacali e con i singoli candidati, di ricorrere a un patto sociale, vale a dire che è prevalsa la scelta di suddividere il numero del monte orario rispetto al numero dei candidati, grazie all'intento raggiunto di allargare la platea d'assunzione e garantire a tutti un posto di lavoro sicuro. Il risultato per queste figure è stato quello di ottenere un contratto a 24 ore che assorbisse tutti senza lasciare fuori nessuno. È giusto ricordare, afferma il direttore Capodieci, che altre aziende sanitarie provinciali della Sicilia, a differenza della scelta sociale intrapresa dall'ASP di Agrigento, hanno optato per procedere a esternalizzazioni ricorrendo a servizi di terzi senza assorbire il personale interno. Oggi la proposta di incremento orario a 36 ore
da parte delle organizzazioni sindacali, trova pienamente disponibile questa direzione purché vengano garantite la legittimità degli atti, la coerenza con le linee guida sancite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Per ciò che riguarda la necessaria copertura economica dell'operazione, si ritiene che l'unica strada percorribile sia in prospettiva quella che sta determinando l'apertura con i fondi del PNRR delle nuove strutture di assistenza territoriali come le case e gli ospedali comunità. Questi servizi necessiteranno di altro personale ed è inoltre auspicabile che venga concessa la possibilità di aumentare la massa finanziaria utile all'incremento orario del personale in servizio. Per ottenere questo obiettivo, conclude il manager dell'ASP Capodieci, sarà fondamentale compiere un percorso condiviso con le sigle sindacali, così come è necessario l'impegno fattivo ed energetico sia sul piano regionale che nazionale da parte della rappresentanza politica agrigentina. E sempre in merito alla variazione dell'orario di lavoro, il direttore generale dell'ASP, Giuseppe Capodieci, ha ricevuto questa mattina una delegazione di assistenti amministrativi dell'ASP per offrire chiarimenti e rassicurazioni su un argomento caldo in questi giorni, ossia l'incremento dell'orario settimanale di lavoro da 18 a 24 ore. Per il contingente di dipendenti interessato, circa una cinquantina di lavoratori, il direttore dell'ASP ha ribadito l'impegno di portare nel breve il monte orario da 18 a 24 ore, equiparando così i contratti degli assistenti amministrativi alle altre figure. La conferma è stata accolta con soddisfazione dalla rappresentanza e ribadisce un impegno assunto già da tempo dalla direzione dell'ASP. Auspicabile il passaggio invece da 24 a 36 ore per diverse professionalità, ha ripetuto il manager. Anche in questa occasione non è di competenza dell'ASP, ma dipende dalle decisioni sovraordinate regionali e nazionali, anche sotto il profilo della necessaria copertura finanziaria. E sempre in merito all'orario di lavoro, stamani si è svolto presso la direzione generale dell'ASP di Agrigento un incontro tra la delegazione della CGIL composta da Alfonso Buscemi, Antonio Cutugno e Caterina Sparacino, come si vede nella foto, e il direttore generale dell'ASP, dottor Capodieci. L'appuntamento ha dato seguito al confronto avviato nei primi giorni di ottobre sul tema del progressivo incremento delle ore lavorative per i lavoratori stabilizzati, un percorso rivendicato dalla CGIL con continuità negli ultimi 2 anni. Nel corso della riunione la delegazione sindacale ha ribadito con forza l'esigenza di ampliare il numero dei posti disponibili per le progressioni verticali, strumento fondamentale per valorizzare la professionalità interna e riconoscere le competenze maturate e garantire una reale crescita professionale alle lavoratrici e ai lavoratori dell'ASP. Parallelamente le parti hanno condiviso l'opportunità di promuovere un'iniziativa pubblica territoriale sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, coinvolgendo i soggetti istituzionali. La CGIL ha inoltre chiesto chiarezza in merito ai numerosi comunicati diffusi nelle ultime settimane che annunciavano come imminente l'aumento delle ore per il personale part-time. Il direttore generale ha confermato, come già reso noto in una nota, che le condizioni per raggiungere tale obiettivo devono essere create dalla politica regionale e nazionale attraverso modifiche al quadro normativo e lo stanziamento di nuove risorse economiche a favore delle aziende sanitarie. E sempre in merito al settore della sanità, il senatore Davide Faraone ha presentato un esposto denuncia su Agrigento, i malati oncologici senza cure. La procura verifichi responsabilità insieme a Schifani e Faraone. Ad Agrigento, afferma Faraone nel suo esposto, chi si ammala di cancro deve sperare che una macchina non si guasti. Nella provincia, che conta oltre 430.000 abitanti, esiste un solo acceleratore lineare per i trattamenti di radioterapia vecchio, sottoposto a doppi turni e a continui guasti. Ogni volta che si ferma si interrompono le cure, così si allungano le attese e tanti decidono di andare fuori a curarsi. Non possono aspettare più, è in gioco la vita, quanto afferma nell'esposto Davide Faraone, vicepresidente d'Italia Viva.
E sempre in materia di sanità, un caso di meningite ha creato panico a Raffadali. Voglio rassicurare tutti su una vicenda che sta preoccupando l'intera comunità di Raffadali. Una nostra concittadina è risultata positiva alla meningite batterica da pneumococco, quanto afferma il sindaco di Raffadali Silvio Coffaro. Mi sono confrontato con i medici e i vertici dell'ASP di Agrigento per capire cosa fare come profilassi, ha aggiunto il primo cittadino. Sono stato confortato da tutti poiché è una meningite batterica e non virale, solo chi ha avuto contatti diretti di sangue e saliva con la concittadina dovrà effettuare una profilassi antibiotica preventiva. I familiari hanno già informato tutti coloro che nelle ultime giornate hanno avuto contatti, mentre gli altri possono stare tranquilli. Francamente le nuove generazioni hanno effettuato il vaccino, quindi i nostri bambini sono tranquilli per quanto riguarda questo batterio. È presentato a Palermo nel corso di una conferenza stampa il corso di laurea ospedale didattico veterinario. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. La facoltà di veterinaria in Sicilia era soltanto a Messina, allocata presso l'Università di Messina, quindi c'era un grande disagio per tutti gli studenti siciliani che volevano frequentare la facoltà di veterinaria. Averla aperta a Palermo è un grande segnale. Per aprire a Palermo la facoltà dovevamo garantire la clinica veterinaria. Lo abbiamo fatto, è un'esperienza molto importante, già il corso di laurea è partito, per ore i ragazzi frequentano l'istituto zooprofilattico, ma la Regione ha garantito con i 5 milioni di euro, grazie a un bando pubblicato a cui l'università ha partecipato, la possibilità di poter realizzare un'infrastruttura importante per Palermo e per tutta la Sicilia, perché attiviamo un corso di laurea in veterinaria con la collegata costruzione di un ospedale pubblico che sarà aperto H24 e che sarà costruito entro 3 anni. Questo è l'obbligo che il Ministero ci ha dato. E anche in realtà la necessità di creare dei professionisti in grado di affrontare sfide importanti, dal settore zootecnico alla prevenzione delle zoonosi. C'è un tema di nutriceutica, c'è un tema che riguarda la ricerca biomedica in ambito animale. Noi questo lo stiamo affrontando in un'ottica ovviamente di approccio One Health, in cui cura dell'uomo, cura dell'ambiente e cura dell'animale diventano un tutt'uno. Tutte le strutture che si realizzano poi devono essere manutenute, ammodernate, potenziate, ma averla fatta secondo me è un'intuizione importante che nasce da una condivisione con il Presidente della Regione e che porta a realizzare una struttura assolutamente per il Sud Italia innovativa e leader nel mondo della veterinaria. Con la logica quindi di non curare soltanto gli animali domestici, già questa è una cosa importante perché siamo convinti che tenere a casa un animale domestico porti benessere a chi lo possiede in senso assoluto, ma diventa anche una vera sfida per dare alla regione siciliana professionisti che possono intervenire in maniera capillare ed efficiente nel controllo di tutte le malattie che riguardano il settore zootecnico. Realizzare una struttura non significa che serve soltanto per la facoltà veterinaria, servirà per chiunque ne avrà bisogno. Vedete, oggi c'è un grado di attenzione verso la cura degli animali che testimonia la civiltà di un popolo che vuole crescere. Realizzare una struttura che può garantire dei servizi è una scommessa che la politica doveva cogliere e ha saputo cogliere. 5 anni con un numero limitato, un numero chiuso di posti, in questo momento sono 50, che è già un impegno significativo perché l'approccio è non soltanto didattico ma anche di grande approccio di tirocinio, quindi sono necessarie le strutture di supporto che devono collegare. Devo ringraziare assolutamente la presenza della Regione e l'Assessore Turano, sono stati veramente molto vicini sia nella gestione, nella nascita di questo, nel parto di questo importante corso, ma anche nel suo mantenimento, perché voi capite bene che questa cosa dovrà prevedere anche l'assunzione, il ruolo di professionisti ospedalieri, quindi la componente universitaria, la componente ospedaliera veterinari deve garantire un H24 con un pronto soccorso dedicato. So che il corso di laurea quest'anno ha visto quasi 200 partecipanti per 50 posti, vuol dire che nel bacino della Sicilia occidentale era un'attesa che durava da tanti decenni e che oggi garantisce una prospettiva occupazionale importante. Messina ci ha aiutato anche nella genesi, nella composizione
del collegio dei docenti, insieme a tante altre università rinomate come Bologna, come Bari, come Napoli, che ci stanno dando una mano d'aiuto per il reclutamento di veterinari che anche da paesi stranieri stanno arrivando a Palermo. Dimentichiamo che Palermo ha una connotazione geopolitica al centro del Mediterraneo, vogliamo aprire anche questa importantissima facoltà ai paesi euromediterranei. Ce l'hanno chiesto e questo secondo me dà un valore aggiunto perché possiamo diventare anche controllori di fenomeni sanitari in altri paesi. Oggi il mondo della veterinaria è molto qualificato e garantisce dei servizi che prima erano inimmaginabili, ma lo vediamo con la cultura che la popolazione ha verso l'affezione e la tutela degli animali. E passiamo alla cronaca. A Ravanusa alle prese dallo scorso giugno a oggi con una serie di brutti e inquietanti episodi. Il sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, ha già preannunciato la richiesta al prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, di una convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'ultimo fatto in ordine di tempo è l'incendio di ieri notte che ha carbonizzato l'auto, un Alfa Romeo 147 di proprietà della famiglia del vicepresidente del Consiglio Comunale. La vettura si trovava parcheggiata in viale Matteotti, era utilizzata dal padre, impiegato comunale, e dai fratelli del giovane impegnato in politica. Dalle indagini si stanno occupando i carabinieri ed è stata informata immediatamente la Procura della Repubblica. In un crescendo di episodi preoccupanti da segnalare poco più di un mese fa, un altro incendio di auto a essere devastata è stata la vettura di un ex presidente del Consiglio Comunale di Ravanusa. E sempre a Ravanusa un ragazzino di 16 anni indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo mirato scattato nei giorni scorsi è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronti per essere smerciata, vario materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento della droga. Dell'accaduto si stanno occupando i carabinieri e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Come prima decisione era stato disposto l'accompagnamento del giovanissimo presso il centro di prima accoglienza Malaspina, poi il minore è stato rimesso in libertà. Arrestato a Palermo un dirigente regionale dei beni culturali per aver intascato una mazzetta. Si tratta di Antonio Librizzi, che si occupava degli acquisti alla Sovrintendenza del Mare. Bloccato dalla Guardia di Finanza, aveva appena intascato 1.000 euro in contanti. I colleghi di Trapani. Un funzionario della regione siciliana è stato arrestato in flagranza di reato dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. L'uomo, in servizio presso il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, è stato sorpreso all'interno di un esercizio commerciale subito dopo aver ricevuto da un imprenditore una mazzetta da 1.000 euro in contanti. L'operazione nasce da un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Tutto è partito dalla denuncia di 2 imprenditori che hanno raccontato di aver subito richieste di denaro per sbloccare il pagamento di alcune fatture relative a forniture e servizi prestati per manifestazioni culturali finanziate con fondi regionali. Gli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni hanno consentito di riscontrare quanto denunciato dalle vittime. Il funzionario avrebbe preteso somme di denaro per favorire la liquidazione di quei compensi già dovuti alle aziende. Le indagini hanno confermato i sospetti, i finanzieri hanno documentato le richieste e organizzato un controllo che ha portato al fermo del dipendente regionale nel momento in cui riceveva denaro. Nel corso delle verifiche, in seguito alle testimonianze delle vittime, sono emersi anche altri episodi in cui il funzionario avrebbe tentato di ottenere indebiti vantaggi economici da diversi imprenditori, promettendo agevolazioni nei rapporti con l'amministrazione. L'imprenditore coinvolto nell'episodio di oggi avrebbe consegnato i 1.000 euro per garantirsi la possibilità di continuare a collaborare con il Dipartimento regionale. Le indagini per l'ipotesi di reato di concussione continuano in attesa di una sentenza che riesca a far emergere la verità. I carabinieri del reparto di Sciacca, con il supporto dei militari delle compagnie di Agrigento, Licata, Canicattì e Cammarata, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina. Il servizio.
I carabinieri del reparto territoriale di Sciacca, con il supporto dei militari delle compagnie di Agrigento, Licata, Canicattì e Cammarata, hanno seguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'immigrazione irregolare. Nel corso dell'attività, che ha visto impiegate circa 30 unità, i militari hanno rintracciato in un'area comunale verde del centro abitato di Caltabellotta, dove era stata allestita una piccola baraccopoli con prefabbricati in legno originariamente destinati allo stallo di animali, 8 cittadini stranieri di origine marocchina e tunisina. Sono stati pertanto identificati e sottoposti a verifiche sulla loro posizione nel territorio nazionale e per 2 di essi, risultati irregolari, sono stati emessi il decreto di espulsione del prefetto, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal questore di Agrigento Palumbo. Gli altri 6 invece sono stati invitati a presentarsi presso le questure competenti, avendo già avviato le pratiche per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Le condizioni igienico-sanitarie dei locali occupati sono apparse estremamente precarie, trattandosi di strutture molto fatiscenti, prive di acqua, luce e riscaldamento. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se i cittadini stranieri potessero essere impiegati irregolarmente come braccianti agricoli nelle compagnie dei comuni circostanti, interessati in questo periodo alla raccolta in particolare delle olive e a breve anche quella delle arance. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno effettuato dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia fiscale in occasione della fiera di ottobre che si è tenuta a San Cataldo, rilevanti diversi illeciti fiscali, presi di mira 25 soggetti. Il servizio. Nel quadro dei servizi predisposti dalla Guardia di Finanza per il controllo economico del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno effettuato un intenso controllo finalizzato alla verifica del rispetto delle norme in materia fiscale in occasione della fiera Ranni. La fiera di ottobre, che si tiene ogni anno a San Cataldo, è un evento dedicato al Santissimo Crocifisso, patrono della città. Nel corso della ricorrenza religiosa e della fiera, che si tiene negli stessi giorni, la Guardia di Finanza ha rilevato diversi illeciti fiscali commessi tra gli stand gastronomici, gli espositori e gli spettacoli viaggianti. In particolare sono state riscontrate 16 violazioni relative alla mancata memorizzazione di trasmissione elettronica dei corrispettivi, comportanti una sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta con un minimo di 300 euro, mentre a un individuo è stata contestata l'omessa verificazione periodica degli strumenti, violazione punita con la sanzione da 100 a 1000 euro. Nell'ambito dell'operazione la Guardia di Finanza ha controllato 7 operatori economici che sono risultati avere completamente omesso l'installazione del registratore telematico, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa fino a 2000 euro. È stata rilevata inoltre una relazione attività di un bar, la violazione del mancato pagamento del canone radio TV, tassa prevista per tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico fuori dall'ambito familiare che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, per cui è prevista una sanzione fino a 516 euro. L'attività di intensificazione e il controllo del territorio svolto dai militari della Guardia di Finanza di Caltanissetta in occasione di fiere e ricorrenze religiose si inquadra nella più ampia opzione condotta dal Corpo finalizzata al contrasto della fattispecie di evasione fiscale che causano ingenti perdite di gettito erariale. E i carabinieri della stazione di Licata, con il supporto tecnico di personale dell'ARPA di Agrigento, hanno condotto un'attività di controllo finalizzata alla tutela dell'ambiente e al contrasto della gestione illecita dei rifiuti. Nel corso dell'intervento è stata individuata un'area privata di circa 10.000 metri quadrati adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in assenza delle autorizzazioni.
Tra i materiali rinvenuti anche componenti di auto, parti metalliche, plastiche, batterie di piombo, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, residui di demolizione e apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'intera area è stata sottoposta a sequestro, mentre una persona del luogo è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per le violazioni in materia ambientale. Presentata a Roma la nuova edizione del quaderno didattico Il mio diario, realizzato dalla Polizia di Stato, che si è svolto alla presenza del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Uno spazio su cui scrivere ed esprimere le proprie emozioni e crescere insieme agli amici della Polizia, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il nostro servizio. È stato presentato al Sala Umberto di Roma la nuova edizione del quaderno didattico Il mio diario, realizzato dalla Polizia di Stato. L'evento, moderato dalla giornalista Roberta Florisi, si è svolto alla presenza del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani. Sono intervenuti tra l'altro i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, esponenti della cultura, dello spettacolo, vicino al mondo dei giovani, tra cui la scrittrice Elisabetta Adami, autrice del personaggio della letteratura per ragazzi Geronimo Stilton, che arricchisce la narrazione fin dalla prima edizione del diario con importanti contributi valoriali e di intrattenimento, la cantautrice Sara Toscano con un videosaluto, la squadra giovanile dell'Associazione Sportiva a Roma e gli atleti olimpici dei gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato. Quest'anno c'è stata una grande novità: il diario ha cambiato volto, non è più un'agenda scolastica, ma un vero e proprio quaderno didattico interattivo, uno spazio in cui scrivere, esprimere le proprie emozioni, crescere sempre insieme agli amici della Polizia di Stato e ai superiori della legalità. Un compagno di viaggio pieno di attività, curiosità, vignette, pagine da personalizzare che vi accompagnerà nel corso di tutto l'anno. Il quaderno didattico è destinato agli alunni delle quarte classi degli studi primari ed è stato distribuito in base al criterio dell'alternanza in alcune scuole d'Italia, tra cui Siracusa, Lodi e Oristano, e per la prima volta quelle di Roma e di Milano. Signor Prefetto, siamo arrivati alla 12ª edizione del diario dell'Italia della Polizia di Stato. Cosa rappresenta questo progetto? È un progetto molto importante per noi, rappresenta la nostra capacità e la nostra disponibilità di poter contribuire con il Ministero dell'Istruzione all'educazione infantile nelle scuole elementari. È un grande messaggio che noi vogliamo contribuire a trasmettere nell'educazione dei nostri bambini e siamo veramente felici di poter contribuire con il Ministero nel percorso di educazione sin dalle scuole elementari. Il villaggio della legalità, e quindi conoscendo anche, vedendo le velocissime moto e le auto della polizia, i laboratori super tecnologici della polizia scientifica. I tanti dei quali parleremo oggi sono valori contenuti nel mio diario, del quale ci parleranno direttamente due persone che hanno collaborato. Grazie. Del mio diario è un progetto a cui la Polizia di Stato è particolarmente legata, perché è un progetto che nasce in merito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e grazie al supporto dei ragazzi di Quinta. Per la prima volta il diario verrà consegnato nelle province di eccezione che sono Geronimo e Cherastini. Tantissimi giochi, tantissimi quiz, curiosità, pagine da personalizzare. Linea alla regia per la pubblicità. I cadaveri di 7 migranti morti nel naufragio tra il 16 e il 17 ottobre scorsi, recuperati, sono arrivati a Porto Empedocle a bordo della nave Dattilo che nel canale di Sicilia ha effettuato il soccorso di un barchino di 7 metri salpato da Sfax in Tunisia. Ce ne parla il collega Davide Sardo. Un bimbo eritreo di circa 2 anni, un ragazzo somalo di circa 20 anni, 2 donne incinte somale e 3 giovani donne. Sono le 7 vittime dell'ennesima tragedia del mare. I corpi sono arrivati al porto di Porto Empedocle a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Sul ponte dell'imbarcazione i medici dell'ASP di Agrigento hanno eseguito l'ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso alla presenza della polizia scientifica.
Prima del trasferimento è stata celebrata una breve funzione religiosa con la deposizione di una rosa sulle bare alla presenza del prefetto e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Le salme sono poi state caricate sui furgoni e sulle auto funebri e saranno tumulate nei cimiteri della provincia di Agrigento, 2 a Grotte, 2 a Capovello di Vicata e 3 a Palma di Montechiaro con rito musulmano. Le 7 vittime, morte annegate, viaggiavano su un barchino di 7 metri partito da Sfax in Tunisia. I sopravvissuti hanno raccontato che all'appello mancano ancora diversi bambini e donne caduti in mare durante la traversata. Sì, ancora una volta è una storia veramente infinita, triste, una storia che veramente ci sono poche parole umane per ancora una volta raccontare questa ennesima tragedia. Oltretutto, da quello che si sa, da quello che si riesce a capire, 2 donne dei 7 che sono arrivate erano pure incinte in gravidanza, quindi altri doni della vita, perché comunque per noi sin dal concepimento già c'è la vita, noi crediamo a questa vita che già c'è al concepimento, quindi altre vite che diciamo altri neonati che vanno a morire. Tra questi c'è anche un bambino, quindi un'altra vittima innocente, ma tutte sono vittime innocenti, al di là dell'età, poiché questi nostri fratelli e sorelle vogliono venire a cercare un poco di serenità nella vita per vivere in maniera dignitosa, così come lo è l'essere umano di qualsiasi nazione, di qualsiasi terra, di qualsiasi colore di pelle, che vuole avere il diritto di vivere in maniera normale, in maniera buona, bella, in maniera dignitosa principalmente, perché l'uomo ha una dignità e vuole rispettare questa dignità e far sì che anche gli altri rispettano questa dignità. Pertanto ancora una volta ci appelliamo a tutte le autorità competenti, ecco, di queste situazioni, di fare in modo che possano rispettare la dignità dell'uomo, di questi nostri fratelli e sorelle, al di là di ogni cultura, di ogni religione, di ogni etnia. Sì, è veramente una giornata tragica come tante altre che si sono verificate. Ci ritroviamo sempre qui a cercare di consolarci, ma non c'è una vera e propria consolazione che può farci stare tranquilli, perché è veramente disumano quello che si verifica nel nostro mar Mediterraneo. Dico, questi sono nostri fratelli che partono alla ricerca di una vita migliore e incontrano la morte, lasciando affetti, lasciando la propria patria. Dico, è inconcepibile tutto questo. Ci auguriamo che al più presto possa placarsi questa ondata di morte. E Sara Campanella, la giovane studentessa dell'Università di Messina, vittima di un femminicidio, è stata proclamata dottoressa in tecniche di laboratorio di biomedico con la votazione di 110 lode. La rettrice dell'Università di Messina, Giovanna Spatari, ha consegnato la pergamena di laurea alla mamma di Sara Campanella, Maria Concetta Zaccaria. La professoressa Spatari ha anche annunciato che il cortile del rettorato dell'Università di Messina, già intitolato alla favarese Lorena 40, anche lei vittima di femminicidio, porterà ora anche il nome di Sara Campanella. Il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'ordinanza del Comune di Agrigento di rimozione dell'antenna di quasi 30 metri installata all'interno di un posteggio privato in Viale dei Pini, località balneare di San Leone. I giudici del TAR hanno accolto la richiesta della società Invit, che gestisce le infrastrutture di telefonia mobile, ritenendo che l'impianto sia stato realizzato con tutte le carte in regola. Secondo il TAR, la Sovrintendenza ai Beni Culturali avrebbe espresso il suo parere negativo in ritardo, quando ormai l'autorizzazione si era formata con il silenzio assenso. Inoltre l'ordinanza chiarisce che un impianto di telecomunicazione come quello di San Leone non può essere trattato come una normale costruzione edilizia. Si tratta di un'infrastruttura considerata opera di urbanizzazione primaria,
cioè un intervento di pubblica utilità al pari delle strade, fognature o rete elettriche. Il Comune e la Sovrintendenza, secondo il TAR, avrebbero dovuto valutare in modo più approfondito l'impatto paesaggistico dell'opera invece di respingerlo in blocco applicando rigidamente i vincoli della zona. Pertanto l'antenna resterà dove è messa. Un gruppo di 58 delegati diocesani accompagnati da 2 regionali e dal vescovo Monsignor Cesare Di Pietro, ausiliare di Messina, rappresenterà la Sicilia alla terza assemblea sinodale delle Chiese d'Italia. Sarà presente anche il vescovo di Acireale Monsignor Antonio Raspanti e il presidente della Cesi, appartenente alla presidenza del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale. La riunione plenaria alla Conferenza Episcopale Siciliana ha visto la partecipazione congiunta dei delegati e dei vescovi, tra cui Monsignor Di Pietro, che ascoltiamo in questa sua dichiarazione. Gli aspetti più belli sono il calore, la familiarità, l'apertura, l'accoglienza, la volontà, ecco, di essere inclusivi, perché la nostra Chiesa ha le braccia aperte, lo testimoniano i nostri porti, la nostra storia, siamo crocevia di civiltà. Un altro punto forte è anche appunto tutta la ricchezza di beni culturali di cui disponiamo, artistici, naturalistici, che possono diventare un veicolo attraverso il quale si comunica, si trasmette la fede oggi, soprattutto alle giovani generazioni. Le ferite le conosciamo bene, c'è tanta fuga di giovani, per cui lo spopolamento, soprattutto delle aree interne, questa mancanza di lavoro, questa incapacità a volte di un'amministrazione saggia che tenga conto, che valorizzi le risorse di cui disponiamo. Ma nonostante queste ferite legate anche all'aumento purtroppo di consumo di droghe, di alcol nel mondo adolescenziale e giovanile, vorremmo come Chiesa contribuire sempre più al riscatto morale, civile, sociale ed ecclesiale della nostra terra e delle nostre comunità. Tra i principali relatori del grande evento internazionale dedicato alla cardiologia in corso alla Marina Convention Center di Palermo, anche il professor Carlo Pappone, uno dei maggiori esperti di morte cardiaca improvvisa. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Ogni anno nel mondo muoiono circa 25 milioni di persone per morte improvvisa, per cui l'idea di poter evitare questa carneficina significa allungare la vita di molte persone nel mondo. Oggi stiamo studiando i meccanismi della morte improvvisa, abbiamo capito dove nasce la morte improvvisa ed in particolare oggi ho esposto quali sono i substrati e i meccanismi nella quinta camera cardiaca, che è la cavità pericardica. Oggi già sono curabili la maggior parte delle malattie cardiogenetiche con l'ablazione. Siamo sicuri a breve termine di sviluppare dei biomarker per identificare i pazienti prima che la malattia si manifesti e prevenire queste morti improvvise. Sicuramente questo sarà uno dei modi con cui si prolungherà la vita degli esseri viventi. Stiamo lavorando sulle soluzioni possibili, utilizzare l'ablazione, quindi eliminare il tessuto malato utilizzando delle energie particolari, oppure utilizzeremo dei farmaci che evitano proprio l'innesco della malattia? Lo vedremo nel prossimo futuro. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 8 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.